Buondì, oggi una nuova ciaspolata prima che ci richiudano tutti in casa per le vacanze di Natale e per l'occasione siamo in Val Uqua, una valle laterale che si prende dalla Val Canale, dal paese di Ugovizza, si risale una strada, si entra in questa valle, diciamo verso l'Austria. È una valle, secondo me non è molto frequentata, cioè ci sono posti facili dove ci sono bei percorsi come questi, ma sono un po' meno, è meno frequentata, è frequentata tanto da chi fa sci alpinismo, in quanto anche oggi l'itinerario che percorreremo, cioè quello che porta in cima al Monte Cocco, è molto frequentato dagli sci alpinisti, in quanto è probabilmente la salita più facile che c'è qui in regione ed è anche abbastanza sicura da un punto di vista delle valanghe. Difatti sotto dove abbiamo lasciato la macchina c'erano parecchie persone che si preparavano con gli sci e con le pelli. Per le ciaspole ci sono anche per le ciaspole diversi giri, anche diciamo in fondovalle, che partono dal Gortani, e anche il giro che facciamo oggi è un pezzo, una ciaspolata diciamo classica fino all'ex villaggio Cocco, un villaggio minerario. Poi invece la cima del Monte Cocco è un po' più da sci alpinismo, ma insomma la si fa anche con le ciaspole senza grossi problemi. Il problema oggi sarà la neve in quota. Siccome ha nevicato tanto, oggi proviamo ad andare un po' più in alto sperando che il manto si sia assestato e comunque di trovare delle tracce battute. Abbiamo circa un 700 metri di dislivello e sopra i 1400 la neve inizia a essere tanta, si fa molta fatica, quindi intanto arriviamo a questo ex villaggio minerario, poi insomma vediamo se andiamo ancora un pezzo fino in cima oppure possiamo deviare, ci sono altre strade, o andiamo direttamente al Gortani o rientriamo attraverso un'altra strada. Dopo un'ora circa siamo arrivati all'ex villaggio Cocco, che per appunto era un villaggio minerario. Adesso hanno ristrutturato solo una grande casa, del resto si vedono i resti d'estate quando non c'è la neve, ci sono le piante delle case. Abbiamo fatto una pausa, circa un'ora che camminiamo, adesso proseguiamo, abbiamo un altro tratto su sentiero che ci permette di tagliare un paio di tornanti della strada, dopo faremo ancora un pezzettino su strada e poi arriviamo fuori dal bosco e dovremo per l'appunto prendere un pendio e andare su. La traccia è battuta, c'è ciaspole, persone a piedi che bucano la traccia e poi è un casino, quindi insomma di certo non c'è problema, non ci si perde e anzi troveremo anche la strada battuta, quindi non dovremmo avere grossi problemi ad arrivare fino in cima. Però intanto arriviamo fino alla selletta fuori dal bosco e poi insomma lì vediamo cosa fare.
fine niente Monte Cocco, siamo arrivati fino alla sella che c'è tra il Monte Cocco e la Cima Bella, però ci siamo fermati lì in quanto eravamo un po' stanchi e soprattutto per salire sul Monte Cocco avremmo dovuto fare circa una mezz'ora completamente in ombra, su alla sella tirava vento freddo, quindi abbiamo mangiato velocemente un panino al sole, poi è arrivata l'ombra, ci siamo rivestiti e siamo ripartiti in quanto non era assolutamente più piacevole stare fermi. Adesso abbiamo ripreso la discesa, c'è molta gente, c'è un sacco di gente tra sci alpinisti e ciaspolatori, a dire la verità pensavo un po' di meno. Ad ogni modo adesso stiamo scendendo un po' dritti per dritti, tra un po' ritorneremo alla strada, poi per scendere faremo diciamo un piccolo anello per non rifare proprio il sentiero della salita. Bene, siamo rientrati sulla strada, quella che ci riporterà verso il parcheggio della macchina, e quindi abbiamo concluso il giro. Siamo riusciti a fare un giro ad anello, praticamente qui siamo di nuovo al ponticello dove stamattina siamo partiti. È un giro un po' lungo probabilmente, oggi non tanta fatica dovuta alla neve in quanto la traccia l'abbiamo trovata quasi tutta battuta. Anzi sopra sui pendii dove scendono con gli sci era praticamente come essere su una pista battuta di quelle da sci alpino, però sì, è un po' lungo, sono 750 metri di dislivello circa, praticamente sono tutti su neve con tratti anche un po' ripidi, quindi insomma ci vuole un po' di allenamento. Noi siamo arrivati fino alla selletta, comunque un bel itinerario perché poi da lì si ha la vista sia verso l'Austria diciamo che verso il Friuli, mettiamo verso est e verso ovest. Molta gente, pensavo ci fosse un po' meno frequentato, in realtà c'erano tante persone sia per l'appunto con gli sci, con le ciaspole, per cui un po' affollato. Però è sicuramente un bel giro e gli spazi sono ampi, quindi diciamo che non si creano assembramenti. Vi metterò sotto in descrizione la traccia GPS per l'itinerario e poi magari anche qualche altro link, perché qui in zona ci sono almeno 4 o 5 giri che si possono fare d'inverno, sono tutti molto belli e tutti insomma sono abbastanza facili e anche al sicuro da valanghe, e poi si trova a posto perché lungo tutta la valle ci sono una serie di parcheggi, quindi la macchina la si lascia uno all'altro, si parte. Diciamo che è una zona abbastanza è ben strutturata per ciaspolate e sci alpinismo. Inoltre ci sono anche un paio di punti d'appoggio, c'è il rifugio Nordio, un po' più in giù c'è il Gortani dove ci recheremo adesso per un meritato pranzetto. Quindi io ti ringrazio per avermi seguito, ti ricordo di controllare sotto in descrizione dove troverai diversi link sul giro e basta, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!